Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Il Consiglio regionale ha approvato la proposta di legge contro l''ndrangheta. Il governatore ha un messaggio forte di convergenza unanime sul fronte della legalità. 28 tra auto, motrici e semirimorchi, una villetta, un terreno e quote societarie tra i beni sequestrati dai finanzieri del gruppo di Sibari, su disposizione della Procura di Castrovillari a un imprenditore operante nel settore dei trasporti. Avrebbero truffato lo Stato per poter percepire le indennità, denunciata un'azienda nella Locride. Tra le 305 assunzioni fittizie, molti esponenti delle endrine locali. Inizierà il prossimo 17 settembre il processo a carico dei 9 indagati nell'inchiesta Calabria Verde per il disboscamento abusivo. Operazione dei carabinieri alla Mezzia Terme contro il cosiddetto fenomeno del cavallo di ritorno, 4 le persone arrestate. La Calabria, protagonista al Vinitaly di Verona, oltre 25.000 visitatori nello stand della regione. In apertura il Consiglio regionale che ha approvato la proposta di legge contro l''ndrangheta. Per il governatore si tratta di un messaggio forte e positivo sul fronte della legalità. Il debutto nell'aula di Palazzo Campanella dei nuovi assessori. Anna Franchino. Primo consiglio regionale del nuovo corso a cui hanno partecipato le 3 new entries in giunta ha fissato un punto fermo nel percorso avviato dalla nostra regione alla lotta contro la criminalità organizzata. L'Assemblea regionale ha approvato all'unanimità dei presenti, in sinergia con la minoranza, la proposta di legge sugli interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell''ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza. La normativa è il frutto dell'unificazione di 2 proposte, la prima del Presidente della Commissione contro l''ndrangheta del Consiglio Arturo Bova e la seconda di iniziativa della Giunta. La proposta, meglio conosciuta come legge anticlan o anti-'ndrangheta, è composta da 60 articoli e mira a sradicare organicamente il crimine mafioso attraverso disposizioni innovative nella direzione della diffusione di una cultura improntata all'etica pubblica. Apprezzamenti e riconoscimenti unanimi dai rappresentanti di tutti i gruppi intervenuti in aula. Anche il presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, ha ringraziato Bova per l'impegno profuso e ha espresso parole di apprezzamento su questa proposta di legge che lancia il messaggio forte e positivo di una convergenza unanime del Consiglio regionale sulla frontiera della legalità e sul contrasto all'illegalità. Il Consiglio ha anche approvato la proposta di legge di iniziativa del consigliere Orlandino Greco in materia di relazioni fra la Regione Calabria, i calabresi nel mondo e le loro comunità, un testo licenziato a larga maggioranza. Infine il Presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha accolto la richiesta di aggiornamento dei lavori pervenuta da diversi capogruppo di maggioranza e opposizione, proprio mentre l'Aula iniziava l'esame della proposta di legge a firma di Giuseppe Aieta e Domenico Battaglia del Partito Democratico, sulle norme recanti disposizioni volte alla tutela, alla promozione e alla valorizzazione dell'invecchiamento attivo, e ha deciso di dichiarare conclusi i lavori dell'Assemblea. E prima proprio dell'incontro, dell'assise a Palazzo Campanella, c'è stata la riunione della Commissione Bilancio che ha dato il via libera ad un importante provvedimento su Calabria Verde. Sentiamo. Prima della seduta del Consiglio regionale, la Commissione Bilancio presieduta dal consigliere Giuseppe Aieta ha approvato il bilancio di previsione dell'azienda Calabria Verde. Il generale Aloisio Marigiò, commissario straordinario, nel corso della sua audizione ha spiegato le difficoltà di questi anni per la bonifica dell'azienda calabrese e il bilancio è uno strumento fondamentale per la vita e la programmazione di Calabria Verde. Pur avendo manifestato questioni e problematiche da parte di membri della Commissione
di natura politica, di rilancio dell'azienda. Abbiamo raccolto l'esigenza di approvare oggi il bilancio di previsione e lo abbiamo approvato. Un atto di responsabilità, ha sottolineato Aieta, nella consapevolezza ha aggiunto che è importante rafforzare la potestà legislativa del Consiglio regionale, accelerando su temi che interessano la vita dei calabresi. Abbiamo discusso anche in termini politici del rilancio della potestà legislativa del Consiglio regionale. Credo che questo sia stato un elemento importante anche alla luce diciamo di quest'ultimo scorcio di legislatura, che ci vede impegnati ad accelerare su alcuni temi che riguardano non solo le partecipate della Regione, ma che riguardano in generale la vita stessa dei calabresi, a cominciare dall'ambiente, passare per i lavori pubblici, per settori vitali dell'economia. E sulla nuova giunta interviene, parliamo chiaramente della giunta regionale, interviene il sindacato, la CISL, che chiede più attenzione, dialogo e incisività. Sentiamo. Nata la nuova giunta Oliverio, il governo regionale deve fare fronte all'offensiva del sindacato che sollecita azioni concrete nella convinzione che finora il tempo sia passato inutilmente. Il segretario generale della CISL calabrese Paolo Tramonti indica chiaramente le priorità, sollecitando la giunta regionale ai fatti, con la preoccupazione che la scadenza del 2020 passi decretando un drammatico nulla di fatto che porterebbe alla condanna definitiva dello sviluppo regionale. Diciamo che ovviamente è importante aver definito i nuovi assetti di giunta, i nuovi assetti istituzionali relativamente al governo regionale. Ovviamente al di là dei nomi che noi rispettiamo tutti, ci baseremo il nostro giudizio come al solito sulle azioni concrete che questa nuova giunta vorrà mettere in atto. Noi riteniamo che ormai è arrivato il momento in Calabria di abbandonare le teorie e andare sulle cose concrete. Crediamo che non ci sia più tempo da perdere per la definizione di un piano strutturale e organico del lavoro e per l'occupazione legato agli investimenti. Siamo disponibili e crediamo che sia arrivato il momento di mettere in campo un'intesa forte, perché solo così possiamo traguardare questo perenne momento di difficoltà che continua a vivere la Calabria. Apriamo un'ampia pagina di cronaca, cominciamo con l'inchiesta su Calabria Verde. Inizierà il prossimo 17 settembre il processo a carico dei 9 indagati per il disboscamento abusivo. Isabella Roccamo. La truffa dei boschi. Andranno a processo le 9 persone coinvolte nell'inchiesta Calabria Verde, l'ente in house della Regione sul disboscamento abusivo in Sila. Si tratta degli indagati del filone di indagine di competenza della Procura di Castrovillari. Il GUP ha respinto tutte le eccezioni della difesa, rinviando tutti a giudizio. Gli avvocati della difesa avevano chiesto tra l'altro di spostare il procedimento a Catanzaro, istanza che però è stata rigettata. A processo andrà anche il capo di gabinetto della Giunta regionale, Gaetano Pignanelli. L'inchiesta, lo ricordiamo, è nata dopo le denunce dell'ex direttore generale Paolo Furgioele. La vicenda ruota attorno al rilascio di alcune concessioni in favore di Marino De Luca, titolare di una ditta che si occupa del taglio boschivo. Secondo le accuse, Pignanelli avrebbe sollecitato più volte l'ex dirigente di Calabria Verde Leandro Savio ad istruire la pratica per il rilascio della concessione prima che il titolare della ditta boschiva depositasse l'apposita istanza. Secondo la procura, gli indagati avrebbero prodotto un'attestazione falsa della quantità di legna presente sul territorio di Bocchigliero, al fine di consentire l'affidamento diretto del taglio senza passare attraverso una procedura di evidenza pubblica. Per Calabria Verde, sempre secondo le accuse, il danno sarebbe compreso tra 113 e 133 mila euro. Secondo le indagini della Procura di Castrovillari, grazie allo stretto rapporto di amicizia con il capo di gabinetto della Giunta regionale, l'imprenditore avrebbe prelevato dai boschi di Bocchigliero una quantità di legname pari a 33 mila quintali. Adesso dunque tutti gli indagati dovranno affrontare il processo, che inizierà il prossimo 17 settembre. 28 tra automotrici e semirimorchi, una villetta, un terreno e quote societarie tra i beni sequestrati dai finanzieri del gruppo di Sibari, su disposizione della Procura di Castrovillari, un imprenditore operante nel settore dei trasporti. Vediamo.
È un'azienda relativamente giovane, nata nel dicembre 2012 e secondo quanto accertato dalla Guardia di Finanza avrebbe iniziato da subito a porre in essere una consistente frode fiscale, caratterizzata in particolare dall'utilizzo di crediti IVA fittizi o inesistenti, appositamente precostituiti e utilizzati in compensazione di imposte e contributi INPS dovuti. I militari del gruppo della Guardia di Finanza di Sibari, in esecuzione di un provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca, anche per equivalente, emesso dal GIP del Tribunale di Castrovillari, hanno sottoposto a vincolo cautelare beni e disponibilità finanziarie nei confronti di una società operante nel settore dei trasporti, del suo legale rappresentante e del consulente fiscale. Gli accertamenti analitici condotti dai finanziari di Sibari hanno consentito di rilevare come il programma delittuoso sia stato creato ad hoc e portato avanti nel corso delle successive annualità d'imposta, grazie ad una serie di annotazioni contabili inesistenti, realizzate anche attraverso l'utilizzo di false fatturazioni. Le annotazioni fiscali, pur facendo riferimento a rilevanti acquisti di beni strumentali all'attività di impresa, grazie a una serie di ulteriori alchimie contabili, non influenzavano in alcun modo il risultato d'esercizio dell'impresa ai fini del reddito, ma avevano quale unico obiettivo quello di incrementare indebitamente il credito IVA annuale. Il sequestro è stato effettuato presso le sedi aziendali di Cassano allo Ionio e San Stino di Livenza, in provincia di Verona. Al termine delle attività che hanno interessato le province di Cosenza, Salerno, Venezia e Treviso, sono stati cautelati complessivamente 28 automezzi, tra autovetture, motrici e semirimorchi, 2 unità immobiliari, una villetta e un terreno, quote societarie e conti correnti. Per le condotte illecite tenute, gli indagati rischiano ora una condanna fino a 6 anni di reclusione. Avrebbero truffato lo Stato per poter percepire le indennità, denunciata un'azienda nella Locride. Tra le 305 assunzioni fittizie, molti esponenti delle endrine locali. Vediamo. Oltre 1 milione di euro di danni all'erario e 300 persone denunciate è il bilancio di un'inchiesta dei carabinieri del gruppo di Locri, della quale si è avuta conferma oggi. L'indagine coordinata dalla Procura di Locri ha permesso di scoprire un meccanismo secondo il quale diverse decine di soggetti figuravano come lavoratori dipendenti di 15 aziende, 12 agricole, 3 domestiche. Si trattava di rapporti di lavoro solo sulla carta, al fine di far ottenere agli pseudodipendenti benefici previdenziali e di altro tipo dall'INPS. I titolari invece, attraverso i rapporti di lavoro fittizi, potevano accedere a finanziamenti erogati dall'Unione Europea. I carabinieri a questa indagine hanno lavorato per quasi un anno e hanno verificato diverse discrepanze attraverso lo studio della documentazione acquisita. Naturalmente si aspettano sviluppi per questa inchiesta, intanto la certezza è che 300 persone sono state denunciate e ovviamente saranno indagate. Nei prossimi giorni cominceranno gli interrogatori davanti al pubblico ministero titolare dell'inchiesta. Operazione dei carabinieri a Lamezia Terme contro il cosiddetto fenomeno del cavallo di ritorno. 4 le persone sono finite in manette, i particolari nel nostro servizio. Per ottenere la restituzione del mezzo rubato la cifra richiesta è di 500 euro. Oggi alla Lamezia Terme è scattato il blitz dei carabinieri che ha portato all'arresto di 4 persone nell'ambito degli sviluppi dell'operazione Crisalide, che ha permesso così di individuare i presunti responsabili di estorsione attraverso il sistema del cavallo di ritorno. Destinatari del provvedimento sono Vincenzo Grande, 58 anni già detenuto, Francesco Berlingeri, 40 anni, Damiano Berlingeri, 29 anni e Antonio Miceli, di 27 anni. Ecco la conversazione captata dagli inquirenti tra l'intermediario, cioè Vincenzo Grande, già coinvolto nell'inchiesta Crisalide, e la figlia della persona che ha subito il furto del suo furgone nei pressi del tribunale lamitino. Il linguaggio è criptico. Aspettate un attimo, che vado e gli dico e poi vi chiamo. Ok. I profumi a cui si fa riferimento è in realtà il mezzo rubato. I fatti risalgono al 2015. Le vittime del furto si rivolgono a Vincenzo Grande, persona che ha le giuste conoscenze per ritrovare il mezzo. Così Grande, insieme a Miceli, si attivano per risalire all'autore del furto. Una volta trovato il furgone, è Grande che si mette in contatto con la figlia della vittima del furto per informarla di aver ritrovato il mezzo, ma che è necessario il pagamento della somma di 500 euro al fine di riscattarlo. Cifra però ritenuta eccessiva, e così la trattativa continua fino ad arrivare alla somma di 300 euro per riavere il mezzo rubato.
abbiamo avuto pure altri problemi e quindi è un poco tragica la cosa. I grandi miceli avrebbero dunque avuto il ruolo di intermediari, mentre Damiano e Francesco Berlingeri sono stati identificati negli autori del furto. Per restituire il mezzo era già stato organizzato un incontro. Adesso i 4 sono accusati di estorsione e rapina in concorso. Ci spostiamo a Palmi per il processo scaturito dall'operazione Deus, condannati i vertici della clan Crea. Vediamo. C'era attesa per la sentenza che vede alla sbarra la cosca Crea di Rizziconi implicata nell'operazione Deus. Ieri è arrivato il verdetto del processo di primo grado celebrato davanti al collegio del Tribunale di Palmi, dove ha visto 5 condanne e 8 assoluzioni. Il processo nasce dall'inchiesta della distrettuale antimafia di Reggio Calabria nel giugno del 2014, dove determinante sono state le dichiarazioni dell'ex sindaco di Rizziconi, Antonino Bartuccio. Una sentenza che però ridimensiona il castello accusatorio della pubblica accusa. Dei 120 anni complessivi chiesti dalla procura con il PM Luca Miceli, gli anni sono stati ridotti a 47 totali. Il boss Teodoro Crea, detto il Toro, classe 39, è stato condannato a 20 anni di carcere. Al figlio Giuseppe sono stati inflitti 19 anni e 8 mesi, a Maria Grazia Alvaro 2 anni e 4 mesi di reclusione, mentre a Clementina Burzì 2 anni, a Domenico Russo 3 anni a fronte dei 10 chiesti dal pubblico ministero. Sono stati invece assolti l'altro figlio Domenico Crea e Antonio Crea, assolti pure Teodoro Crea, classe 67, nipote del boss, Marinella Crea, Girolamo Cutri, Giuseppe Osvaldo Lombardo e Vincenzo Tornese. C'è da dire che molti di questi imputati sono stati condannati anche in altri processi e filoni d'inchiesta scaturite da altrettante operazioni della DDA Regina. L'operazione Deus, condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria e coordinata dalla DDA Regina, è scattata il 4 giugno 2014. In particolare l'attività investigativa ha evidenziato l'assoluta egemonia della cosca Crea, esplicata sul territorio come una vera e propria signoria feudale, sia nell'esercizio delle tradizionali attività criminali che nel totale condizionamento della vita pubblica, tanto da determinare nel 2011 lo scioglimento del Consiglio Comunale di Rizziconi. Chiudiamo quest'ampia pagina di cronaca con le nostre brevi. Incidente stradale sulla SS 106 a Siderno nel Reggino, 2 le auto coinvolte, feriti i conducenti, sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per i rilievi che consentiranno di ricostruire la dinamica di quanto accaduto, disagi al traffico. Un ordigno è esploso nella notte a Cutro, nel Crotonese, distruggendo una Fiat Punto parcheggiata in via Oliverio. Il proprietario dell'auto è un allevatore che ha sentito il boato e ha allertato i carabinieri. Avviate le indagini. Una discarica abusiva è stata sequestrata dagli uomini della Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza in località Fiumara Valanidi a Reggio Calabria. All'interno dell'area estesa su una superficie di circa 4.000 metri quadrati trovati rifiuti pericolosi, in parte anche bruciati. Sono in corso indagini per risalire ai responsabili. Uno sguardo di troppo sarebbe stata questa l'origine di una rissa a base di calci e pugni che ha visto contrapposte 4 donne. È successa a Tropea, dove i carabinieri ne hanno arrestato e posto ai domiciliari 3, una di 44 anni, una di 23 e una di 26, mentre la quarta è stata denunciata in stato di libertà perché non ancora maggiorenne. L'accusa è di rissa, lesioni personali e resistenza pubblico ufficiale. Stava bruciando della plastica in località Pantasma a Rossano nel Cosentino. Un 47enne è stato arrestato dai carabinieri forestali. La combustione illecita dei rifiuti non solo è dannosa per l'ambiente e la salute, ma in questo caso le fiamme alimentate dal vento si sono propagate provocando un incendio boschivo che grazie all'intervento dei militari non ha avuto gravi conseguenze. L'area è stata posta sotto sequestro. Cambiamo ancora argomento. Dopo Casali del Manco e Corigliano Rossano, anche nel Reggino si discute sull'unione dei comuni. Vediamo.
5 comuni in una sola città è il progetto ambizioso del Comitato Civico Pro Connurbazione per una città nuova che punta ad unire i comuni della Piana come Polistena, Cinquefrondi, Melicucco, San Giorgio Morgeto, Anoia e Maropati. 5 comuni, 94 km² di territorio potenziale da gestire, più di 30.000 abitanti, la seconda area urbana più popolosa dopo la città di Reggio Calabria. Un progetto partito nel settembre del 2015 con una serie di incontri e riunioni tra soggetti della società civile e non solo, ma che nel corso di questi anni si era un po' sopito. Ieri accenni di ripresa, animati anche dai successi delle fusioni nel Cosentino, a partire dall'unione di comuni importanti come quello di Corigliano e Rossano. L'architetto Angelo Sciotto, nel corso dell'incontro tenuto nella sede di Progetto Donna a Cinquefrondi, ha spiegato i vantaggi. La nostra idea parte da un dato oggettivo molto evidente e grave, che in questa nostra zona negli ultimi 15 anni, nonostante abbiamo comuni di una certa importanza, Polistena, Cinquefrondi, la popolazione è diminuita di 1500 abitanti, quindi noi negli ultimi 15 anni è come se avessimo perso un comune. L'idea è quella di creare una città policentrica dove vengono realizzati servizi a scala più territoriale e dove ci sono vantaggi per tutte le comunità che si vengono ad associare. Le eccellenze calabresi adesso a Verona per il Vinitaly, la Calabria è ancora protagonista, vediamo. 52esima edizione del Vinitaly, Luciano Pinataro presenterà un evento che farà luce sugli abbinamenti tra vino e prodotti tipici della Calabria con un titolo che parla da solo. Sì, il titolo che abbiamo scelto è Non si vive di solo anduia, nel senso che la Calabria è famosa per questo salame, ma ha tantissime produzioni e quindi ci divertiremo ad abbinare alcuni prodotti con i vini calabresi che stanno veramente in grande slancio. Quindi prodotti tipici, salumi, formaggi, ma non solo, in Calabria si produce di tutto, dal riso, alla liquerizia, agli agrumi tipici. Non si vive di solo anduia, ma senza anduia non si vive. Esatto, non si vive senza anduia. E c'è un grande interesse sulla Calabria, la Calabria sta crescendo sia come numero di partecipanti, sia qui a Vinitaly, sia al Sol AgriFood, c'è un grande interesse sulle degustazioni, un sacco di visitatori nazionali e internazionali, finalmente la ribalta che merita. Sì, diciamo che la Calabria nel corso di questi anni è cresciuta moltissimo, fino a poco tempo fa era circoscritta alla zona di Cirò, mentre adesso abbiamo visto che ci sono tante altre zone, soprattutto nella provincia di Cosenza, che si sono sviluppate con dei grandi risultati. Quindi non solo terra di rossi, grandi bianchi, a volte anche le bollicine. Sì, la Calabria come tante regioni sta provando a fare queste bollicine. È bene che si facciano senza pensare allo champagne, ma utilizzando il metodo della fermentazione come uno dei metodi per esprimere il territorio. Carne, salumi, formaggi, peperoncino, cedro e bergamotto, i 1000 sapori e profumi della cucina tipica calabrese, oggi qui a AgriFood sono stati al centro di un viaggio di esplorazione e di scoperta. I noti conduttori televisivi e radiofonici Fede Tinto hanno accompagnato attraverso una visita per tutti gli stand della collettiva della regione Calabria per scoprire prodotti nuovi e inediti, prodotti storici che hanno entusiasmato e colto l'attenzione di tutti i visitatori del 52esimo Vinitaly. Calabria al centro dell'attenzione. Il calcio adesso con una notizia, il calcio di Serie C, il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 6 punti di penalizzazione al Matera, 4 all'Acagras e 1 al Siracusa per alcune violazioni Covisoc. I lucani scivolano dunque a quota 40 in classifica, appaiati al Catanzaro fuori dalla zona playoff. Il Siracusa scende a 43 punti al 10° posto, sprofonda il già retrocesso Acagras. E noi chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati allo spazio delle previsioni del tempo a cura di meteoincalabria.it. Come anticipato nella puntata precedente, la rimonta anticiclonica di matrice africana che sta interessando l'Europa centro-occidentale favorirà una fase di tempo stabile e temperature gradevoli per alcuni giorni.
mentre la nostra regione, trovandosi ai margini di questo vasto anticiclone, sarà interessata da una modesta circolazione ciclonica in quota, che causerà la formazione dei classici temporali di calore, che interesseranno maggiormente le aree montuose della nostra regione, con sconfinamenti nelle zone pedemontane e vallive. Passiamo alle previsioni in dettaglio per la Calabria. Giovedì, al mattino cielo da poco a parzialmente nuvoloso ovunque, senza fenomeni degni di nota, ad esclusione dei versanti orientali della Calabria centro-settentrionale, che potrebbero essere interessate da deboli piogge. Nel corso della tarda mattinata aumento della nuvolosità sulle aree montuose, con possibili piogge anche a carattere di rovescio temporale, in estensione nelle zone pedemontane e vallive. Temperature stazionarie. E adesso il consueto sguardo a mari e venti. Giovedì, mari poco mossi con venti deboli di direzione occidentale sul Mar Tirreno e deboli di direzione settentrionale sul Mar Ionio. Ed infine, prima di salutarci, vi ricordo che oltre al nostro sito web www.meteoincalabria.it potrete seguirci anche sulla nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Per la puntata odierna è tutto, grazie e arrivederci al prossimo appuntamento. È tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda a Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.